Ci tengo a portare tutta la mia solidarietà e quella dei sindaci veneti al ministro Calderoli, colpevole di svolgere il loro ruolo, il suo ruolo con grande impegno, con grande passione, e si trova addirittura minacciato, sembra dalla mafia, a firma della mafia, poi è tutto da verificare, però comunque ogni minaccia che un amministratore riceve è sempre un brutto segnale per la democrazia. Che il tema sia politicamente incandescente non è certo una novità, ma stavolta la dialettica non c'entra nulla. È lo stesso ministro Roberto Calderoli in mattinata a diffondere il testo del messaggio ricevuto, una lettera scritta in stampatello maiuscolo. Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi vi uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi. Parole violente, a tratti farneticanti, con Calderoli che risponde a stretto giro via social: non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l'autonomia regionale e poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore, scrive il ministro. Il primo a solidarizzare è il presidente Luca Zaia, che parla di gesto contro un processo di riforma totalmente democratico. Segue il capogruppo leghista a Palazzo Ferrofini Alberto Villanova: i veneti ripudiano la violenza e sono a fianco di chi si batte per l'autonomia. Una partita, dice Mario Conte, che resta aperta, rivolgendosi allo stesso esecutivo. Diciamo che l'autonomia era uno dei punti cardini del programma elettorale del governo Meloni e del centrodestra, quindi noi invitiamo il governo a mantenere l'impegno con gli elettori. Semplicemente crediamo fortemente che l'autonomia sia una soluzione per questo problema e non una sottrazione di risorse per qualcuno. Noi non vogliamo sottrarre risorse a nessuno, e quindi noi chiediamo l'autonomia. Lo abbiamo fatto ribadire ai veneti attraverso il referendum, e quindi oggi chiediamo al governo di portare avanti con determinazione questo impegno che ci siamo presi.